Anche noi abbiamo sottoscritto la mozione, ringrazio il collega Gersinic per averla sia proposta che condivisa con tutti, perché ritengo e riteniamo che sia importante che ci esprimiamo nuovamente su questo tema. L'avevamo già fatto, come ha ricordato il collega Onsel, con la sua mozione. Però a questo punto e in questo momento in cui le indagini hanno in qualche maniera portato alla luce e anche portato dei nomi certi, questo continuo diniego, diciamo, da parte dell'Egitto ehm, ci indigna e ci fa anche un po' rimanere male, perché mette in qualche maniera in dubbio il lavoro fatto anche dalle nostre forze dell'ordine e quant'altro, insomma, da chi ha portato avanti le indagini. Quindi credo sia importante ancora una volta ribadire e chiedere al governo un impegno, al nuovo governo a questo punto, un impegno per mettere in atto tutto quello che si può fare nei confronti dell'Egitto affinché ci sia veramente e finalmente la parola fine su questa terribile tragedia che ha colpito Giulio, ma ha colpito tutti noi, perché era un cittadino della nostra regione, ma lo si legge un po' dappertutto, è diventato un po' il cittadino d'Italia, perché tutti si sono chiusi e stretti nel perseguire, insomma, questa verità e queste richieste. Quindi siamo convinti che si debba mettere in campo tutto quello che si può fare per raggiungere l'obiettivo. Non credo anch'io, fra virgolette, insomma, che in qualche maniera non è che ci stanno prendendo in giro, ma di certo l'atteggiamento che ha l'Egitto in questo momento non è collaborativo e c'è un muro di gomma, diciamo così, rispetto a quanto fatto dalle autorità italiane. Quindi ci auguriamo che questa mozione, che arriverà e darà mandato alla Giunta regionale e al Presidente, al governo, possa aiutare ancor più a ricercare la verità e la fine di questa tragedia. Grazie.